Come state? Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Allora, vi chiedo di attivare le telecamere, tutti forza. Poi passiamo all'appello. Comincia così l'ora d'italiano all'Istituto Filippin di Paderno, una delle oltre 40 scuole del distretto di Asolo da oggi in data al 100% dalla scuola media in su, per un totale di 20.000 studenti, copione analogo all'Istituto Comprensivo di Crespano, dove le domande arrivano in tempo reale su smartphone. Io vedo se nel frattempo stanno arrivando le vostre domande. Sì, stanno arrivando. Poco distante Roberto Perizzolo, che qui insegna da 40 anni, si sta preparando a una lezione di musica virtuale. È giusto non spaventarsi, far fronte, grazie a tutte le cose che abbiamo a disposizione in questa scuola, far fronte alla situazione. La didattica digitale integrata è partita, rappresenta per noi questo momento dove viene messa alla prova anche la capacità della comunità educante di farsi carico e di essere unita per il benessere comune. Docenti in classe, quindi alunni da casa, fatta eccezione per i soggetti con fragilità che possono ancora seguire in presenza. Nel complesso, insomma, facciamo quel che riusciamo. Ovviamente la nostra missione continua e speriamo che la situazione migliori, insomma. Restano aule svuotate, biblioteche e palestre per lo più deserte, la ricreazione in solitaria delle prime medie ancora in classe come le elementari. Certo, dopo un anno sembra di ritornare, ahimè, agli stessi giorni dell'anno scorso, e le ansie dei genitori, dei ragazzi, degli stessi docenti purtroppo dopo un anno si fanno sentire oggettivamente in maniera più spiccata. Ai ragazzi a casa il messaggio del preside. Chiedo loro di avere fiducia in quella che può essere la presenza continua dei loro docenti, dei loro educatori, e di affidarsi e di chiedere soprattutto l'aiuto laddove serve, perché sappiamo che hanno bisogno di noi.